Može vjers prefort. Poi su 2 volte, anche a 3. Gli pensi a tutte le volte che l'hai fatta a piedi e adesso non arriva più. E in un momento adesso in macchina. È dolce che era anche volte perché purtroppo qui non era bosco. Erano tutte visse, tutte spomage. Questa è un'area molto particolare, molto speciale, perché siamo su una collina sul bordo del tagliamento e da qui iniziano poi i calcari e tutto il sistema prealpino. Qui siamo in presenza di un calcare di tipo carsico, quindi con effetti anche di grotte profonde. Ci troviamo su un flysch marnoso, infatti volevo mostrare come è fatto il flysch marnoso, che come vedete è molto friabile. Vediamo che c'è la parte rocciosa, che invece è la parte quella più alta rispetto alla borgata, che è carsico. Hanno sfruttato il terreno roccioso per poi proseguire con la costruzione di un muro a secco, come si vede qua, che c'è il cambio dalla pietra a muro a secco. A me è stupito questo abbandono, perché la prima volta che sono venuta qui mi sono subito innamorata del luogo, soprattutto per l'esposizione e l'orientamento, che è favolosa, e quindi trovavo insensato che non fosse abitato. Prefuart, io vedo le stalla da lontano, una e una no. Io ho lavorato così, c'è in qua in là e porta l'aga con la schiena e giù per una banda perché è alta. Sì, abbastanza pulito, era fromage, uva, qualche cosa ben buono, tutti fruttati, ma dopo erano turie anche, che si faceva a far bene. L'hai trascurato che soltanto perché io venivi tutto net, che stanno nei put venire, sono state le fede e hanno risultato un po' malamente, sì. Io questa qui è la nappa, e lì era il seglare, il lavandin, in Piera, e ero battuto. Questi sono i lens che era stavati qui, in cima a qui. Purtroppo ha già avuto trattore così.
e chi era il focolare e la si metteva il settoratore chi era sto fuoco del miece. Questa qui era come una spazia cucina che metteva il salame, metteva il museo su cui occupava il porcello. Dopo era una stanza per fare vino. Mi pensi che si faceva tutto da chiesa, in queste grandi tini e noi ti vendenti a folà coi pesci, che non mi piaceva tanto, perché beccava un'inta i pesci. Davanti qui era tutta una vigna, non si vedeva altro che vis, tutto in cerchi, fin là. Poi dopo era più giù, più su, era insomma un po' di vis dappertutto, ecco. Era l'unica risorsa che aveva sta pura gente. O chi veniva il vino veramente buono che il blanco. Faceva il stiaglin e l'uccellut, che è stato gli ultimi anni, che era buonissimo. Mia madre aveva avuto dei swissi e sono nasciuti tutti qui. E la cucina, chi stava una tavola, lunga, poi dopo non erano nuiati perché si era tutti insieme, chi si era le chiadre, le banche, e non era nessun né lusso né nulla. Per lavarsi si lavava sempre di fuori. Da stradina, dal Franco, le baffe dal grasso. Che delle musselle si vedete portare? No, il grasso, infatti il grasso. E dopo, no, che del musselle si fa del musselle. Sì, che le taglie crude, se così. che sono buone. Posto. Chi stava i Boris, il Bora, chi era il Gelmo, di lavoro sono i Pagnacs, Clamas, sotto sono i Martins, o chi era niente a nonchi. Quando si sciappatiò erano in 165 persone. Ma era un bel stalla, si stava bene, porca miseria. Chi sono io? Che mi hanno fotografato, che non avevi neanche, sì, non eri neanche una quarta che mi avesse fotografato. E gli dicevi, c'è modo mai che roccia qui possa giù a valle? Perché allora mi dicevi che la roccia scende a valle, ma c'è modo. La roccia va giù, c'è maniera. Di tutti questi geologi che era stato, che io non avevo neanche mai aiutato. È l'ultimo pensiero. Da poter chiattare una chiesa da sì di qualche altra banda. Anche al periodo che si mi usò attraverso, mi pensi bene una fotografia, insomma, che veniva io con mia madre, che aveva questo barello, in cima a questo barello era questo pinot dentro in un vaso di legno, che dopo vi implantava davanti alla chiesa. I carabinieri mi sono venuti dentro in camera e il capitano è venuto dentro lui e io davo la porta di camera avevo la sclopa e tirato fuori la sclopa e gli ho messo le canne sul stomaco. E lui mi ha detto, guarda il signor Bortolussi che io posso farlo mettere dentro in vita. Ebbene, io te la chiave diretta, gli ho detto, per Furlan, la vita. Però nella sclopa non c'erano le cartucce, non era nulla. Che lì, alle che riguarda io di carabinieri, agenti in camera, di smontare, armarsi e portare fuori e portare giù chi è chiamato su un camion militare.
Questo sito qui è un sito estremamente speciale perché era un poligono di tiro per l'artiglieria pesante. Le 3 linee di difesa dura, che sono le 3 linee che erano difese dai battaglioni d'arresto. Erano 3 linee distribuite, una sulle valli di confine, una sul torre, una sul tagliamento. Al di là del tagliamento, qui, se mezzo corazzato fosse riuscito a penetrare, ci sarebbe stata la battaglia in campo aperto. Prima di essere un poligono di tiro era un territorio gestito dalle comunità, un territorio per lo più pubblico, ma all'interno di questo spazio c'erano anche molte proprietà private, stalle, non c'erano abitazioni fisse per le caratteristiche geologiche di questo luogo che è privo di acqua. Lo Stato italiano espropriò tutta questa grandissima area costruendo appunto uno spazio riservato. Arrivare qui all'osservatorio Tigre era impossibile, c'erano cartelli, era vietato fotografare, era vietato muoversi su questi territori. Per fare la strada, che è stato benché il punto principale che neanche per giù, perché non deve infastidire ai militari, e sente una sola strada da poter praticare. Qui era un traffico continuo di militari, avevano sempre su a fare esercitazioni, ovviamente mettevano le sentinelle su tutti i sentieri, con la bandiera si fermavano lì, insomma, se posavi su ti fermavi. Io da bambina sentivo questi colpi, questi rimbombi soprattutto, ecco. Ecco che granata sbagliata, ma anche per forte, ma non dentro al paese. Partita lui. Porca miseria, altro che paura. I colpi venivano sparati dal tagliamento, salivano, superavano le colline e cadevano qua giù in fondo. E la borgata di Praforte si trovava proprio sulla direttrice di questi tiri. Per cui uno dei problemi era quello di trovare il sistema per inibire l'uso della residenzialità in un paese che appunto aveva 90 persone negli anni 50. E questa soluzione fu fatta con un escamotage che fu quello di dichiarare un dissesto idrogeologico e quindi la necessità di costruire un piano di nuove costruzioni di case che ospitassero la popolazione che doveva essere trasferita da questo elemento. Quindi non ci fu il coraggio di dire chiaramente: guardate che qui il problema è che può cadere qualche colpo sparato male. La motivazione ufficiale era quella della frana, ma poi la frana c'entrava poco a mio avviso, proprio perché nei successivi 70 anni, nonostante il terremoto che ha scosso molto bene il comune di Castelnuovo, tutto rimasto lì, non è successo assolutamente niente, anzi forse è una delle frazioni che ha resistito anche di più. Con tutte che gli anni che hanno fatto, non vi inchiappato un franco, non proibisci da venire, e ne hanno proibito fino a un anno fa, e non capisci perché. Chi non ha mai franato, semmai ha franato tutti questi nuovi resti che preforte. Ma qualcuno ha chiappato bene. I più furbi, quando bloccavano le strade, i più furbi e anche uno che ti fa me, e già lassù, ma io non potevo giù, perché io avevo da lavorare, non era che potessi perdere il tempo. E già su, e già qui, e qui devi giù che aveva da giù a passione al pascolo, no? Con le bestie, che non le mollavano mai dalla stalla. E qui chiappavano bene, e pagavano i militari, mai pagavano che volta. Quando gli faceva perdere la giornata, che ne poteva dire se gli davano un tanto. Ma qui mi pare che gli avevo chiappato io 2 o 3 giornate, per dire la verità, una volta. Io vengo su 2 volte in dì, la mattina alle 7 sono su. Hai le bestie, hai un po' di chiare, le piore, galline e puglie, che roba così, che purtroppo. E non fai di manco da venire.
mi toglie a venire su a me. Ma lo fai perché purtroppo hai da essere sempre su. Oh. Da sotto. Da sotto o sopra? Non senti? Bene. Mia sorella si è sposata e poi abbiamo fatto anche dei battesimi, sempre per avere un contatto ancora col nostro paese, con la nostra chiesetta, per ritornare a far vivere questa chiesetta. Non è che mi dismentei così facilmente dalla gente che è là dentro. Ai miei pari, ai miei nonni e dopo tanti parenti, aitici dentro. E allora mi piace ogni tanto passare e tornare là. Questi poveri che hanno tanto lavorato per tenere conto che il porcetto di prefuarto. Era puarsi con tutti i proprietari, perché sono proprietari su Chino. E siccome che purtroppo non mi stricche, se non mi toccus dividus, tutti i terreni, purtroppo mi toglie sta un buon rapporto con tutti. Io ho fatto il recente, l'ho fatto anche sulle proprietà di altra gente. Noi facciamo birra dal 2000, dovevamo dare un nome alla birra. Abbiamo pensato a Praforte perché mia mamma e i miei zii ci hanno sempre trasmesso questo messaggio che a Praforte erano felici, che era tutto naturale. La mia pensione va mangiata qui, perché? Per avere gusto a fare alla gente che preferisce l'intimo.